Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Dalle prime luci dell'alba la Guardia di Finanza di Rimini, con la collaborazione di altri comandi provinciali tra cui Venezia, sta dando esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP presso il Tribunale di Rimini, arrestando 4 soggetti, di cui 2 in carcere e 2 ai domiciliari. Contestualmente sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo di 5 complessi aziendali per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e trasferimento fraudolento di valori, nonché un ulteriore sequestro per equivalente sino all'importo di oltre 2 milioni di euro, pari al profitto delle ipotesi di reato di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di sport con il basket femminile. Al Pala Romare di Schio, Famila Viubar Schio, Umana Reyer Venezia, gara 3 della finale femminile, ha decretato la vittoria dello scudetto da parte di Venezia, che chiude così la serie dopo 3 partite e altrettante vittorie. Si tratta del terzo titolo nazionale della storia della squadra femminile Oro-Granata. Noi di TG Plus eravamo presenti e abbiamo realizzato uno speciale esclusivo con nostre immagini dei momenti più belli e nostre interviste ad alcune e alcuni protagoniste e protagonisti della stagione sportiva Oro-Granata, che potete vedere nei nostri canali social. Restate sintonizzati. E voltiamo pagina. A causa di un guasto a una condotta portante dell'acquedotto in atto nella terraferma del comune di Venezia, si stanno registrando nella mattinata di oggi, mercoledì 22 maggio, forti riduzioni di pressione idrica, in particolare ai piani alti degli edifici. Il guasto è stato localizzato in viale San Marco, angolo via Molmenti a Mestre. In una nota ufficiale, Veritas comunica: abbiamo completato le chiusure delle saracinesche da centrale, per cui adesso la pressione sta tornando dappertutto normale. E passiamo al meteo. La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che sulla base delle previsioni meteorologiche dell'ARPAV, il centro funzionale decentrato della regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla per i rischi idrogeologico e idraulico per temporali per le giornate di oggi, mercoledì 22 maggio e giovedì 23 maggio. Permane infatti un'instabilità con precipitazioni irregolari e discontinue e la possibilità di alcuni rovesci e temporali. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.